Amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati a Monigo. Siamo alla 48esima edizione della Sagra delle Rose. Con noi Maria Currendi, che è una volontaria qui del gruppo, no? E anche responsabile del gruppo giovani. Quindi Maria, ben ritrovata, è un piacere averti qui con noi. È un piacere essere con voi, è una sagra fantastica. Sì, io sono responsabile della sala. E a proposito di sagra, raccontaci un attimino come si svolge questa bellissima sagra. Allora, innanzitutto questa sagra esiste da ben 50 anni. Questa è la 48esima edizione, semplicemente perché c'è stato il Covid in mezzo. E la cosa bella è che di tutti i volontari della sagra abbiamo ancora le colonne portanti che continuano a collaborare, le stesse di 50 anni fa. Giancarlo Zoccarato e sua moglie Elisabetta ancora oggi lavorano alla Sagra delle Rose. Una bellissima sagra non è tale se non ci racconti quali sono le pietanze che vengono servite. Dalla frittura di pesce, che è una delle nostre specialità, il baccalà. Questa sera per esempio c'è lo spiedo, ma costicine e salsicce sono sempre buonissime, cotte alla perfezione, il formaggio cotto, la polenta, che è polenta fatta a mano, non è polenta commerciale. No. Viene tutto fatto a mano, è tutto squisito, abbiamo un team fantastico in cucina, tutte le signore che cucinano, che preparano, per cui il cibo è buono, l'ambiente è vivace, si sta benissimo, abbiamo sempre serate di animazione, per esempio questa sera c'è musica latina, ma c'è stata anche la serata del cinema, ci sarà la serata di teatro in dialetto veneto, per cui venite alla sagra. Tantissime magliette gialle, sinonimo di gioventù. Sì, c'è tanta gioventù, dai piccolissimi che fanno a gara per venire a lavorare qui con noi, si stancano tantissimo e più sono stanchi e più sono felici. Quindi un ringraziamento a tutti i volontari. Sì, assolutamente, un ringraziamento a tutti i volontari, tutti quelli che si vedono con le magliette gialle, ma ai tantissimi che lavorano dietro le quinte, ben più che per 2 weekend. Qui si comincia già a febbraio a cominciare a programmare tutto, quindi veramente un ringraziamento a tutto lo staff, anche quello che non si vede. Maria, noi intanto ti ringraziamo di averci invitato qui. Grazie a voi. Con te poi faremo un giro per le cucine, non prima però di aver dato appuntamento ai telespettatori per venire il prossimo weekend qui a Monigo. Certamente, il prossimo weekend a partire dal giovedì, venerdì, sabato, domenica, Sagra delle Rose, Monigo in via Sant'Elena, vi aspettiamo. Quindi avete capito bene ragazzi, vi aspettiamo qui a Monigo, Eventi del Territorio oggi è qui e degusterà per voi questi bellissimi piatti, ma tutto lo staff vi aspetta per farvi degustare piatti tipici della tradizione trevigiana. Buon appetito a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie Maria e adesso accompagnami in questa bellissima sagra. Andiamo.